Amici della Tenda TV e amici degli Alpini, ben trovati. Ci apprestiamo a raccontarvi una 2 giorni molto intensa, una 2 giorni che ha visto Vittorio Veneto come protagonista dell'esercitazione della protezione civile. 1200 sono i volontari che si sono adoperati nel territorio di Vittorio Veneto, ma anche nei comuni limitrofi, in ben 24 cantieri. 24 cantieri che sono serviti per testare l'operatività di uomini e mezzi, ma cantieri che sono serviti anche per fare del bene alla collettività. Andiamo quindi a vedere le immagini che abbiamo realizzato nei campi di lavoro della Protezione Civile. Che tipo di interventi farete oggi in questo sito? Allora, oggi avremo taglio su Scarpata e Alveo del Torrente sulla parte sinistra orografica, e mentre sulla destra orografica ci sarà taglio di sospigliatore perché è tutta a rovi, con recupero del materiale e sezionatura del materiale su strada più cipatura della ramaglia. Quanti uomini sono impiegati in questo cantiere? Allora, io parlo per l'alpinistica, come alpinisti siamo qua in 23, 19 qua e altri 3 sono impegnati sul bosco delle Piene Mozze, che sono 100 metri più sopra qua. Che tipo di formazione serve per arrivare poi al punto di oggi? Allora, se vedi come me, ci vogliono 40 ore, perché sono 32 ore lavori in quota, più 8 ore per fare preposto lavori in quota. Praticamente 40 ore, la maggior parte ha 32 ore o 8 ore di PI anticaduta di formazione. Quanto importanti sono questo tipo di esercitazioni per essere pronti poi nel momento del bisogno? Beh, l'esercitazione è importante perché ti mette nella condizione di impegnare sia uomini di diversi paesi, perché io ho qua Pordenone, Treviso, Padova, Vicenza, perciò siamo in tanti e riusciamo ad amalgamarci tra di noi e conoscerci anche. Mettere in luogo tutti i sistemi di sicurezza e delle manovre di sicurezza, perché qua è tutto lavoro su corda, perciò la situazione come quella di oggi è importantissima perché ci affina tutte le nostre tecniche e in caso di emergenza sappiamo già cosa dobbiamo fare.
Come lavorate voi? Quindi cerchiamo di lavorare sempre in assoluta sicurezza. Lavoriamo con 2 corde, una di lavoro e una di sicurezza, e eventualmente c'è una terza corda in caso di emergenza, nel caso di un infortunio, che serve per calare il soccorritore. Quindi si è assolutamente tranquilli che qualsiasi cosa succeda il volontario non cade e non aggrava la sua posizione. Una giornata come oggi non è da misurare la quantità di lavoro che poi faremo, di quanti alberi taglieremo, eccetera. Quello che è importante è acquisire da parte del volontario una grande sicurezza su quello che sono le attrezzature, le modalità di lavoro, eccetera. Deve essere tutto automatizzato, per cui quando ci troviamo poi in emergenza tutto diventa semplice, non bisogna pensare a cosa fare, ma si agisce. Quindi questo è il nostro compito di oggi, quello di continuare a immagazzinare formazione. Stiamo disboscando tutta la parte del torrente adiacente appunto a questa strada. Sta procedendo, mi sembra, molto bene. Credo che i lavori stiano andando nel migliore dei modi. C'è molto da fare, quindi ci teniamo in allenamento anche per questo. Lei di che squadra è? Io sono di Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza. È bello vedere tante squadre provenienti da diverse zone, diversi paesi del Triveneto, tutte unite per fare del bene. Sì, noi siamo così, il nostro spirito è questo, quindi di conseguenza collaborazione, solidarietà con tutti i popoli che ne hanno bisogno, e anche in questo caso per la nostra esercitazione. E donne e uomini uniti tutti insieme. Assolutamente sì, non c'è nessuna differenza, assolutamente sì. Buon lavoro. Grazie mille, buona giornata. Come stanno andando i lavori qui? Benissimo, benissimo, una bella compagnia, tanta partecipazione e questo vuol dire volontariato in caso di bisogno. Anche noi adesso qua, la squadra nostra di Schio, siamo 24 ore su 24, sempre disponibili. Ho fatto il giro stamattina, è una cosa bellissima vedere tutte queste tute arancione che corrono avanti e indietro, che lavorano, che si danno da fare. Certo che per la nostra zona è molto interessante e importante. Noi che siamo qui al Bosco di Penemosse, che fanno una bella pulizia, sicuramente sarà una cosa che alla fine sarà entusiasmante vederli come lavorano. Abbiamo visto veramente tanti volontari al lavoro, un lavoro che è stato concordato anche con le amministrazioni comunali, quindi un aiuto concreto proprio ai comuni del territorio. Sicuramente i sindaci ne hanno approfittato, si sono resi partecipi, e ho visto appena adesso ho incontrato la Cristina che portava l'acqua, non il vino, l'acqua ai volontari, perché è già da 2 ore che stanno lavorando. E poi anche a Follina c'è il sindaco Colette che sta lavorando anche lui col trattore, sì, che è una cosa bellissima aver coinvolto anche le amministrazioni comunali in questa maniera.
ringrazio l'Associazione Protezione Civile del Gruppo Alpini Nazionale e quindi in questo caso della Triveneta per essere qui oggi sul mio territorio e effettuare questa esercitazione di protezione civile. Per noi è un'opportunità per far vedere a tutti i nostri cittadini le potenzialità che hanno i volontari che operano nella protezione civile volontari alpini, ma anche per dimostrare che la cura del territorio è uno degli elementi portanti di questa associazione. Noi veniamo dalla sezione Cadore, siamo formati con 3 squadre, una dalla Valboite, una dal centro Cadore e una dal Comedico. Siamo in 21 e siamo qua da ieri sera quasi tutti. Ci troviamo a Revine, che cosa sta succedendo in questo campo? Ecco, questo è un campo di formazione per i nostri volontari e stamattina anche per le scolaresche, far vedere quali sono alcune specialità, diciamo, della nostra associazione. Qui abbiamo in questo campo l'antincendio boschivo, i sommozzatori e il soccorso fluviale, il salvamento fluviale con l'unità cinofila e le pompe idrovore o motopompe, insomma. Ci saranno anche delle dimostrazioni pratiche per gli studenti? Sì, hanno la possibilità di utilizzare le attrezzature, infatti l'antincendio boschivo le fanno utilizzare gli idranti per il spegnimento automatico, poi ci saranno i cani dell'unità cinofila a salvamento che faranno vedere come si può soccorrere una persona in acqua e la parte di soccorso fluviale con i volontari appunto da soccorso. Per quanto riguarda l'unità subacquea farà delle prove subacquee, ma comunque per i ragazzi ovviamente diventa difficile vedere, mentre in fondo ci sono le pompe e quindi possono vedere come si può usare per prosciugare un ambiente eventualmente allagato, scantinato, cose di questo genere. Qui stamattina ci sono volontari che provengono dal Friuli, dal Veronese, dal Vicentino, oltre a quelli di Treviso della zona qua, e quindi si lavora assieme per affinare un po' gli stare assieme e anche per affinare sempre di più l'uso delle attrezzature. E per i ragazzi è una possibilità di vedere innanzitutto cosa vuol dire protezione civile, cosa vuol dire intervenire con determinate attrezzature sul posto. Esercitazione della protezione civile dell'ANA a cui partecipano anche altre associazioni. Voi di che associazione fate parte e che cosa state raccontando quest'oggi agli studenti? Allora, noi siamo l'associazione volontaria antincendi boschivi dei comuni di Revine e Lago Tarzo. Oggi facciamo vedere ai ragazzi delle scuole la nostra attività che è appunto rivolta all'antincendio boschivo. Gli illustriamo le nostre attrezzature, che si può partire dalle attrezzature più semplici come manuali come flabelli o soffiatori, per poi passare a attrezzature un po' più complesse sui mezzi o ad esempio i vasconi per il carico dell'elicottero. Ecco, voi intervenite in che caso? Allora, noi interveniamo su richiesta del servizio forestale che ad un evento di un incendio boschivo avvisa me come responsabile dell'associazione, io subito avviso immediatamente una squadra di nostri volontari che parteciperanno alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. Faremo delle prove, spiegheremo ai ragazzi un pochino come funziona effettivamente un reale soccorso, diciamo, e che il cane supporta l'uomo a prestare appunto soccorso alla persona che è in difficoltà in acqua.
Quanti cani avete qui a Revine? Qui a Revina sono 5 cani e tra i 5 cani ce ne sono 2 che sono operativi e gli altri sono in addestramento. Quanto tempo ci vuole per l'addestramento di questi cani? Allora, posso dire che indicativamente ci può essere un'idea minima di un paio d'anni, poi iniziando a lavorare, dico lavorare tra virgolette, perché partendo appunto con questo tipo di lavoro con un cucciolo di 2 mesi si fanno tutte le cose in maniera graduale, ci sarà quel periodo dove assiste e gioca, ma che di sicuro non viene fatto, diciamo, l'addestramento in maniera graduale, appunto sul gioco, e man mano che cresce il cane si adegua anche il tipo di esercizio. Siamo in questo momento a Miane, nel cantiere operativo dell'AIB, dove stiamo allestendo un campo che riguarda la formazione e i corsi per i nuovi iscritti, e soprattutto è un campo didattico per mostrare ai ragazzi cosa è l'antincendio boschivo. E in questo momento abbiamo 50 volontari operativi e stiamo presentando le forze all'assessore regionale della Protezione Civile, che è venuto a farci visita. Sto girando un po' i cantieri di questa esercitazione triveneta, oltre 1000 come sempre volontari operativi sul campo, cantieri di tutti i tipi nelle varie specialità, e quindi un ringraziamento ai volontari della Protezione Civile dell'ANA e in modo particolare dell'ANA Triveneto, terzo raggruppamento che eccelle sull'ANA nazionale, consentitemi di dirlo, e soprattutto un ringraziamento a tutti i volontari non solo per quello che svolgono durante le fasi emergenziali, ma anche per l'attività che svolgono in fase di addestramento e formativa, quindi nelle giornate come oggi, che servono anche alla prevenzione, quindi tutela del territorio, pulizia e prevenzione, ma anche per l'aspetto formativo che consente di avere un vero e proprio esercito di volontari su cui possiamo contare H24 estremamente preparato. La cosa interessante di oggi, una delle cose più interessanti secondo me di oggi, è stato il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, che speriamo possano indossare un giorno, almeno in parte, la divisa giallo-blu dei volontari di Protezione Civile. Ci siamo spostati a Vittorio Veneto, presso il Victoria Campus c'è il centro operativo, da cui si coordinano tutte le operazioni di questa esercitazione di protezione civile. Che cosa state facendo qui? Sì, qui abbiamo allestito una sala operativa, un centro comando,
da dove coordiniamo fondamentalmente tutta l'esercitazione che si sta svolgendo nel comune di Vittorio Veneto e in tutti i comuni limitrofi della zona. In questa sala operativa stiamo gestendo tutti i numeri e tutti i volontari che hanno partecipato all'esercitazione, circa 1200, e abbiamo allestito anche un centro vettovagliamento con le cucine mobili che sono in grado di erogare 500 pasti all'ora provenienti dalla provincia di Trento, sempre in gestione dell'Associazione Nazionale Alpini. La sala operativa è composta di una segreteria, di una sala radio e di una sala situazioni dove noi coordiniamo e prendiamo tutte le decisioni necessarie affinché l'esercitazione si svolga nel migliore dei modi. Come funzionano le comunicazioni con i vari cantieri, con i vari campi? Le comunicazioni funzionano fondamentalmente solo via radio. Abbiamo una maglia radio formata da 2 livelli. Il primo livello, che fondamentalmente ci sono i cantieri che parlano con i centri operativi, diciamo, comunali, e poi di conseguenza i centri operativi comunali che comunicano con questa sala operativa e in modo tale che tutte le informazioni confluiscano in un unico centro. Ecco, questa è un'esercitazione, una simulazione, ma in caso di emergenza tutto questo trova compimento? Sì, stiamo testando procedure e modalità operative che di solito noi utilizziamo anche durante le emergenze, soprattutto le emergenze di tipo nazionale, quindi emergenze grandi dove siamo chiamati a intervenire su attivazione del Dipartimento Nazionale nelle grandi emergenze, tipo il sisma dell'Aquila, il sisma del centro Italia, e emergenze comunque di dimensioni notevoli. E Vittorio Veneto, allo scoccare delle ore 12 di sabato 14 aprile, è stato teatro di uno dei momenti più emozionanti dell'esercitazione triveneta di protezione civile. Gli alpinisti del terzo raggruppamento hanno issato sulla parete di roccia adiacente al santuario di Santa Augusta un enorme tricolore di 290 metri quadrati che farà bella mostra a giugno durante il raduno triveneto delle Penne Nere. Siamo a Vittorio Veneto, ci troviamo nella zona retrostante la stazione ferroviaria, un piccolo vicolo, anche qui alpini e protezione civile in azione per disboscamento? Esattamente, noi stiamo sistemando il sentiero direttissima del Monte Altare. Abbiamo pulito il canale che era pieno di cose, di sassi, di alberi, e stiamo anche facendo con il recupero del legname una piccola stagionata per la sicurezza della gente che viene su a visitare il Monte Altare. Quanti uomini sono operativi quest'oggi qui? Su questo cantiere 17 volontari, su quella stazione un po' a fianco sono 45. Quando è importante fare queste opere che poi rimangono a beneficio della comunità? Più che opere, trovarsi assieme a lavorare in compagnia, facendo anche delle opere del bene, diciamo. Però è una cosa per noi abitudinale che facciamo anche sui nostri comuni. Qui la facciamo per la sezione di Vittorio Veneto che ci ospita. Era un albero secco, pericoloso per la gente che cammina, sono rami che cadevano, avete visto come è caduto giù, si è tutto frantumato.
Ci siamo spostati a Cordignano, in questo sito che tipo di operazioni avete fatto? Ecco, in questo sito specifico abbiamo fatto la prova della coronella in caso di fontanazzo e la telonata per mitigare la piena. E questo ci permette di mettere a punto e di lavorare per migliorare sempre di più il nostro lavoro, insomma, perché ognuno ha magari delle osservazioni, delle tecniche che di volta in volta vengono affinate. A fine giornata, palpabile era la soddisfazione da parte dei vertici dell'ANA nazionale e della sezione di Vittorio Veneto. Una grandissima esercitazione portata davvero a compimento di tutto e con 1200 volontari, che quindi davvero è stata per noi un'aspettativa enorme. Avevamo un'aspettativa stimata di 900 volontari, siamo arrivati a 1200, ne siamo fieri e siamo contenti. Come sono andati i vari campi, i vari cantieri? I vari campi e i vari cantieri assolutamente sono andati bene, ma molto bene, perché li abbiamo terminati tutti. Ci sono stati alcuni campi, alcuni cantieri, soprattutto sulla formazione, perché noi ne abbiamo bisogno anche della formazione. Devo dire eccellenti i subacquei, eccellenti i cinofili, gli alpinisti e l'idrogeologica, comunque davvero bravi tutti. E l'organizzazione qui, il coordinamento della sezione di Vittorio Veneto, com'è stata? Questa è stata un po' una prova generale anche per il raduno Triveneto che ci sarà tra qualche settimana. Beh sì, è una prova generale, ma comunque non avevamo dubbi sulla sezione di Vittorio Veneto e col suo presidente a capo davvero non ci sono problemi, non ci sono stati problemi né per questa esercitazione, ma sicuramente neanche per il grande raduno del Triveneto. Che cosa dire ai tanti volontari che oggi hanno dato anima e cuore nel loro lavoro? Semplicemente quello che vogliono sentirsi dire, grazie. Grazie non da parte del coordinatore nazionale, ma da parte dell'Associazione Nazionale Alpini. Gli uomini della protezione civile e anche le donne, diciamo, per far condicio, sono eccezionali. La protezione civile è importantissima per l'Associazione Nazionale Alpini, soprattutto perché attira parecchi giovani che hanno voglia di darsi da fare e sono tutti volontari, perché nell'Associazione Nazionale Alpini siamo tutti proprio volontari puri, non finti. E fa piacere vedere questi giovani che partecipano con abnegazione, sopportano anche parecchie fatiche, non solo qua nel terzo raggruppamento, che diciamo che è la potenza di fuoco più grande che abbiamo nell'associazione, ma anche negli altri raggruppamenti. Li vedremo tutti insieme alla prossima adunata nazionale di Trento. Quest'anno la protezione civile sarà protagonista. Avremo anche la cittadella della protezione civile, dove verranno mostrate le varie specialità, dall'alpinistica ai cinofili ai subacquei, tutti quelli che ci sono, e sarà una novità per la dunata. Per il resto anche io, come Gianni Gontero, non posso che dire grazie a tutti i ragazzi e ai meno ragazzi che si danno da fare per la protezione civile in qualsiasi specialità. Presidente, l'abbiamo vista emozionata poco fa alla Maina Bandiera, perché tanto lavoro che oggi ha dato i suoi frutti. Assolutamente sì, io ho detto che è stata per me, ma per tutti noi del Vittoriese, una giornata memorabile che lascerà sicuramente un segno nella storia di questa sezione che ho l'onore di presiedere, ma anche per la storia di questa città, per il circondario, per i 10 comuni su cui oggi le squadre hanno lavorato e per i 24 cantieri che hanno permesso di lasciare un segno tangibile e concreto delle operosità degli alpini. Quindi un'emozione forte e soprattutto un grazie, l'ho definito questa sera nel salutare tutti a fine della giornata di lavoro, un grazie a caratteri cubitali. La giornata di domenica 15 aprile ha visto le fasi conclusive dell'esercitazione, con la Santa Messa in cattedrale presieduta dal Vescovo Corrado Pizziolo.
Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo oggi nella messa domenicale di questa parrocchia la presenza della Protezione Civile, del Corpo degli Alpini. Saluto tutte le autorità, responsabili, il Presidente nazionale, tutti i suoi collaboratori. Saluto tutti voi, cari fratelli alpini e fedeli tutti di questa parrocchia. Abbiamo un avvocato difensore, però noi dobbiamo fidarci di lui, ascoltarlo, seguire i suoi comandamenti, i comandamenti dell'amore, quelli che ha vissuto Gesù. E penso che una delle forme di questo comandamento è quello che fate voi. La protezione civile è una forma, certo, con lo spirito, con il modo con cui Gesù ha voluto bene a tutti, gratuitamente, a tutti, non solo chi mi è simpatico, anche a chi magari apparentemente non se lo merita, perché questo è l'amore cristiano. Per gli operatori della protezione civile, o Signore, fa che queste tute che non debbano mai sporcarsi di sangue, ma che siano simbolo dell'armonia e infondano fiducia, che le nostre radio diffondano solo messaggi di pace e di speranza, che i nostri attrezzi siano strumenti per una vita migliore e rimangano per tutti solo il simbolo della fatica e della partecipazione. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede riposi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Benediciamo questo vessillo della sezione di Vittorio Veneto. Benedici, o Signore, questo vessillo. Fa che tutti coloro che lo seguiranno siano animati da spirito di pace, di servizio e di comunione,
per proteggere la propria vita e la vita dell'intera comunità nella ricerca del bene comune per Cristo nostro Signore. E il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
dopo aver transitato per le vie della città, ricalcando idealmente le orme dei soldati che alle ore 15 di mercoledì 30 ottobre 1918 entrarono a Vittorio Veneto, siamo confluiti e ci siamo schierati in questa piazza ove la popolazione accolse i soldati cingendoli con un grande abbraccio. Riviviamo ora come allora l'emozione di accogliere a 100 anni esatti da quei momenti la figura degli alpini oggi più che mai soldati di pace. Il presidente dell'ANA Sebastiano Favero, il vice sindaco della città di Vittorio Veneto Alessandro Turchetto, il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto Francesco Introvigne, l'assessore della Giunta regionale del Veneto Ambiente e Protezione Civile Giampaolo Bottaccin, il capitano dell'Arma dei Carabinieri Alberto Giletti sono pronti per la resa degli onori.
autorità civili e militari, cittadinanza, volontari, alpini tutti, in particolare voi associati appartenenti alla Protezione Civile, Presidente nazionale dell'ANA, porgo a tutti il più cordiale e soprattutto grato mio saluto personale e quello dell'intera sezione ANA di Vittorio Veneto. Ci troviamo qui oggi a conclusione di una 3 giorni che ha visto la Protezione Civile del terzo raggruppamento della nostra associazione, ovvero del Triveneto, insieme ad altre unità che sono attive nello stesso ambito, cimentarsi in una esercitazione articolata e complessa. Alla guida del coordinatore nostro associato Andrea Dabroi, con la presenza del coordinatore nazionale della Protezione Civile Gianni Gontero, sono infatti stati interessati 10 comuni del nostro territorio e si è operato in ben 24 cantieri di lavoro, lasciando così anche un tangibile segno alle nostre comunità della laboriosità degli alpini. Abbiamo coinvolto istituzioni, territorio, popolazione scolaresche, circa 300 alunni. Sono state volte attività di prevenzione ambientale in alvei di torrenti, in aree di interesse pubblico ed attività formative per i nuclei specialistici della colonna mobile nazionale della Protezione Civile dell'ANA, interessando il nucleo logistico, antincendio boschivo, attività subacquee, sanitario, alpinistico, cinofilo, idrogeologico, telecomunicazioni e segreteria. Ci siamo ritrovati qui, non a caso, dentro quel percorso di avvicinamento che stiamo compiendo verso il grande raduno degli alpini del terzo raggruppamento, e non solo, il raduno del centenario che abbiamo voluto e stiamo realizzando in questa città dal 15 al 17 giugno prossimi. Un saluto ed un caloroso benvenuto a tutti gli alpini presenti, convenuti nella nostra città e nel nostro territorio per questo fine settimana di esercitazioni di protezione civile. È stata una 2 giorni particolarmente importante per tutti noi. Abbiamo presenziato nella giornata di ieri a tutti i cantieri cittadini e al centro di coordinamento istituito presso il Victoria Campus, constatando l'alto livello di professionalità, di impegno e dedizione profuso da tutti i volontari. Guardiamo con ammirazione all'efficienza dimostrata nell'organizzazione dell'evento, provando un sentimento di orgoglio e di felicità per aver ospitato una così grande manifestazione di protezione civile. È il segno tangibile e visibile, con il lavoro nei vari cantieri che gli alpini hanno voluto donare alla città in questo anno particolarmente importante e significativo, in cui ricorre il centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale. Grazie alpini dunque, grazie del vostro lavoro, della vostra numerosa presenza. Grazie per il grande tricolore che avete issato sulle pendici del Colle di Sant'Augusta e che ci avete donato in questa giornata di festa. Vi abbiamo ospitato mettendo a disposizione le migliori strutture della nostra città, contando di rivedervi più numerosi che mai a giugno, ancora qui, per la Dunata del Triveneto. Vi aspettiamo a braccia aperte. Viva gli alpini, viva Vittorio Veneto, viva l'Italia. Grazie. Grazie davvero di cuore ai volontari. Ci siamo parlati ieri sera, ci siamo detti le cose che sono andate bene o meno bene. Però voglio solo ribadire questo, un'esercitazione con 1200 volontari è andata alla perfezione, ve lo garantisco, i risultati si sono visti. Mi è piaciuta davvero la parte della formazione, quindi grazie Dabroi per quello che hai fatto.
un presente e una targa della sede nazionale all'assessore Bottacin, l'ingegner Bottacin della protezione. Grazie. Al presidente della sezione di Vittorio Veneto, che in questi giorni si è dato veramente da fare. Grazie Presidente. E non per ultimo, ma assolutamente non per ultimo, ad Andrea Dabroi. Andrea Dabroi, che è da poco, come me, coordinatore del terzo raggruppamento. Ma davvero io le farei veramente un bel applauso. Grazie Andrea per quello che hai fatto. Grazie a tutti. Noi abbiamo in Veneto 481 organizzazioni di protezione civile, ma sappiamo che l'ANA può da sola rappresentare la punta di diamante ed essere un'eccellenza nell'eccellenza. E questo lo so perché, al di là delle esercitazioni, i cantieri, ieri ho girato e mi sono incontrato anche con Dabroi. A volte la simulazione è stata talmente perfetta che a un certo momento, quando è intervenuto l'elicottero del SUEN, qualcuno pensava che ci fosse stato un infortunio sul serio. Quindi questo significa che le esercitazioni non vengono prese sotto gamba, vengono fatte con la massima serietà. E io ne ho avuto anche riscontro purtroppo in situazioni operative, quando l'emergenza c'è effettivamente. Questi sono gli alpini che sono sempre presenti, sempre professionali, sempre operativi, e inviterei la popolazione che sta ascoltando a fare un applauso, perché fate gli applausi a noi che parliamo, ma a loro, perché sapere di poter contare su di loro H24 per noi istituzioni, ma soprattutto per la popolazione, dovrebbe essere una grande rassicurazione. E io credo che questa parte della società debba essere valorizzata, potenziata, incentivata, e ecco perché ho presentato un progetto di legge statale al Consiglio regionale per l'istituzione di un servizio non militare, perché non è solo militare, da svolgere in maniera obbligatoria per ogni giovane dai 18 ai 28 anni, 8 mesi della loro vita a servizio del proprio paese. Poi scelgano loro se vogliono farlo in armi o se vogliono farlo nell'ambito della protezione civile. Io sono veramente orgoglioso di poter rappresentarvi nei tavoli anche nazionali, il Dipartimento della Protezione Civile, perché se voi siete quella parte d'Italia e del paese che è la foresta che cresce e non fa notizia, e quindi di un'Italia solidale, un'Italia che vale, io credo di poter dire che se ci sono circa 13.000 volontari di protezione civile nell'ANA a livello nazionale, quasi 5.000 sono nel Triveneto. Siatene orgogliosi di rappresentare ancora di più in questa Italia un'Italia solidale, un'Italia che vale, e grazie ancora per tutto quello che fate nel silenzio più assoluto, e mi rivolgo ai giornalisti: date visibilità a questi uomini perché se lo meritano. Grazie ancora. Buongiorno, veramente un saluto e un grande grazie a tutti voi cari alpini che siete qui. Cari alpini e cari volontari dell'Associazione Nazionale Alpini della nostra Protezione Civile del Triveneto, del Veneto, della provincia di Trento, della provincia di Bolzano, del Friuli Venezia Giulia. Ecco, voi, ed è stato detto da chi mi ha preceduto in vario modo, siete l'espressione, siete la forza vera di chi crede veramente nel fare le cose concrete, nel fare le cose che servono, nell'aiutare chi ha bisogno e nel dimostrarlo senza
chiedere niente a nessuno. Lo diceva anche il Vescovo nel suo intervento stamattina, che ho apprezzato, quando parlava di volontari, ma di volontari che lo fanno gratuitamente. Questa è la forza, questa è la nostra grande capacità. E allora veramente un grazie a tutti voi, a chi vi segue, a chi è con voi sempre, e quindi ai vostri coordinatori. Non li cito, ma li cito tutti insieme, per dire che è questa la nostra grande capacità. E colgo l'invito che l'assessore Bottacin ha fatto prima, perché noi, voglio ricordarlo, proprio prima di queste ultime elezioni abbiamo fatto una conferenza stampa a Milano e abbiamo proprio chiesto questo, un servizio obbligatorio per tutti i giovani. Questo abbiamo chiesto. Giustamente non abbiamo chiesto un ritorno tout court della Naia di allora, ma abbiamo chiesto qualcosa di diverso, ma qualcosa che impegni i nostri giovani, perché altrimenti questa nostra realtà, questa nostra società sarà destinata a sfaldarsi. Non abbiamo più identità, non sappiamo più chi siamo, non siamo più capaci di dare qualcosa agli altri. Qua si sente sempre parlare di diritti. Tutti hanno diritti. Beh, prima ci vogliono i doveri. Prima bisogna giustamente sapere che siamo e facciamo parte di una collettività alla quale, se vogliamo che possa esprimere il meglio di se stessa, per primi dobbiamo essere capaci di dare. E voi siete questo grande esempio, siete la grande forza, siete il grande messaggio. E io spero giustamente che finalmente anche l'informazione se ne accorga, anche chi viene qui, ci ascolta, ma lo faccia capire. Io sono ormai, da quando sono diventato presidente nazionale, che dico queste cose, ma le dico da convinto, le dico perché è il messaggio che i veci ci hanno lasciato, è la testimonianza dei nostri ormai pochi reduci che ci dice questo, è il centenario della Grande Guerra che qui ha veramente un elemento di simbolo e di forza che ci dice questo, che ci dice cioè che dobbiamo credere con forza al futuro, e per fare questo dobbiamo aiutare i nostri giovani a crescere negli ideali, a crescere nei valori, a credere che questa società è ancora capace di dare qualcosa, perché ci siete voi, e quindi chiudo dicendo veramente con forza: grazie, grazie, viva gli alpini, viva l'Italia! Arrivederci a Vittorio Veneto. Buon rientro. L'esercitazione è andata in dettaglio in collaborazione con tante associazioni del territorio e anche con tante attività collaterali, tra le quali la collaborazione col 118, che ha fatto l'elisoccorso con Vericellata nel sito di Miane. Come ha detto in tanti, sembrava talmente realistico che si erano preoccupati al campo base, quindi lo scopo che mi ero posto di fare un'esercitazione il più realistica e il più aderente alla realtà che si poteva, l'ho raggiunto. Altro grande obiettivo che mi ero posto è di riuscire a far lavorare 1200 persone fianco a fianco, provenienti da una moltitudine di paesi, a volte distanti anche 200-300 km, perché questa è la distanza del terzo raggruppamento. Hanno lavorato fianco a fianco senza nessun problema per tutte le ore dell'esercitazione, e questo mi rende particolarmente orgoglioso. Io cerco e credo ancora nello spirito di corpo che è degli alpini e cerco di diffonderlo e perpetrarlo negli anni. Questo era il mio obiettivo, li ho raggiunti, vi ringrazio, buona giornata. Per un vittoriese essere a capo della protezione civile del Triveneto e portare a Vittorio Veneto questa importante esercitazione, quale orgoglio? Beh, un profondo orgoglio, devo dire. Io sono profondamente orgoglioso di appartenere alla sezione di Vittorio Veneto, in particolare io vengo da una generazione di alpini di terza generazione, ho lasciato il nonno in Russia
ho mio papà che è degli alpini e io sono il terzo alpino della generazione della famiglia. Ci credo particolarmente, ho sempre creduto in questa grande associazione e con orgoglio la rappresento alla guida del terzo raggruppamento. Quello che è importante per noi è essere capaci e essere preparati. Voglio dirlo con grande precisione e con forza. Prima è stato giustamente detto che la formazione è fondamentale, perché per fare un servizio agli altri bisogna essere preparati. Non ci possono essere volontari che vanno senza sapere cosa fare e dove andare. Questo è fondamentale. La protezione civile non è un semplice disponibilità, è una disponibilità di chi è preparato, di chi sa dare. Questo è importante e la protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini è perfettamente su questa linea. I prossimi appuntamenti saranno la grande adunata di Trento e poi il raduno Triveneto degli Alpini proprio qui nella città della Vittoria, un raduno che assume un significato particolare nell'anno del centenario della Grande Guerra. Direi proprio di sì, sono due appuntamenti voluti dall'Associazione Nazionale Alpini, quello di Trento che ha ovviamente un significato, se vogliamo, simbolico da un lato, quella della riconciliazione, di un messaggio anche di pace all'interno di quelle popolazioni, e quella di Vittorio Veneto che esprime la raggiunta unità di un'Italia che fino ad allora aveva dei problemi. Veramente io direi che sono due appuntamenti importantissimi e tra l'altro dico che saranno, e vedrete anche quello di Vittorio Veneto, molto partecipati dai nostri alpini. E cosa dire ai volontari che in questi giorni hanno lavorato appunto per queste esercitazioni? Io posso dire solo, come l'ho detto prima, un grandissimo grazie. Lo sanno che è il grazie non solo mio, del presidente dell'associazione, ma di tutta l'associazione. È un grazie dei nostri reduci, è un grazie anche di chi, come diciamo noi, è andato avanti, perché questi sono i testimoni veri della continuità di questa nostra grande associazione, nata tra l'altro subito dopo la Grande Guerra. E si conclude qui il nostro speciale dedicato all'esercitazione della protezione civile delle Penne Nere, che ha messo in luce ancora una volta l'operosità degli alpini. L'appuntamento è per il 15, 16 e 17 giugno per il grande raduno Triveneto del terzo raggruppamento.